La mano sulla fronte tradisce il momento, quello della resa, difficile da accettare, soprattutto per chi 3 anni fa aveva portato il centrodestra a vincere in un comune tradizionalmente di sinistra. Da oggi Roberto Cappelletto non è più il sindaco di Mirano. Già da tempo si reggeva su una maggioranza risicata e la decisione di 3 consiglieri che lo sostenevano di presentare le dimissioni con gli esponenti dell'opposizione ha portato alla caduta dell'amministrazione. Chi non sottostà ai ricatti corre anche questi rischi. D'altronde chi invece vuole ricattare è disposto a passare da un'altra parte. L'ormai ex sindaco è un leone ferito, pronto però a ricorrere anche al TAR contro la legittimità delle dimissioni. Mere questioni burocratiche, dicono 2 dei 3 dissidenti, Viviani Lorenzon e Claudio Trevisan. Per me è fallito come tattica. Questa è l'amministrazione delle occasioni perdute. La Lega si dice solidale con Cappelletto, ma appare quasi sollevata da quanto accaduto. Non si poteva andare avanti così, ammette il vice sindaco Alberto Semenzato. Da troppo tempo questo sindaco è rimasto sotto ricatto da 3 o 4 persone. Chi festeggia veramente è il centrosinistra che nel 2008 perse la guida del comune per 25 voti. Io ho detto un felice funerale, effettivamente questo è stata la fine, una felice fine per questa giunta che ha creato solo danni. È stata un'esperienza veramente difficile. Mi spiace che il sindaco non abbia compreso qual è il ruolo di un amministratore, forse essendo troppo tecnico non ha capito tante cose.